Dopo aver terrorizzato le malghe per anni sia sull'altopiano di 7 comuni che nella montagna veneta in generale, ora i lupi fanno paura anche ai turisti. I dati sono impietosi, spingono quindi a una riflessione. Sono state più di 600 i capi che sono stati sbranati sulle nostre montagne, più di 100 capi sono stati feriti e circa un centinaio sono i capi dispersi. Quindi un danno importante per l'agricoltura di montagna, ma soprattutto un danno anche per le attività economiche e di conseguenza anche per il turismo. Il problema è dell'altopiano e del Veneto, ma la chiave, ribadiscono gli amministratori nostrani, è in mano al governo nazionale. Il problema del lupo è un problema che deriva da una norma comunitaria, da una convenzione che prevede la tutela di questa specie a livello europeo. Non possiamo intervenire noi direttamente come regione, ma l'intervento deve essere da parte dello Stato e ci deve essere un parere anche da parte delle regioni e il parere delle regioni deve essere unanime, quindi non è proprio una passeggiata questo percorso. E gli altri cosa fanno? Oggi ci sono dei paesi a livello europeo, uno su tutti la Svezia, che hanno attivato tutta una serie di procedure per il contenimento della specie del lupo, perché non solamente in Italia ma anche in varie parti d'Europa il lupo non è più una specie in via di estinzione, ma anzi sta causando dei veri e propri problemi all'agricoltura di montagna. Quel che può fare il Veneto è muovere le leve giuste, come la legge di tutela delle malghe che sarà approvata in Consiglio fra qualche giorno. Martedì prossimo in Consiglio regionale verrà approvata un'importante legge che prevede la valorizzazione di tutto il patrimonio malghivo del Veneto, quindi della struttura proprio della maga, ma considerata non solamente come edificio, ma come un insieme di cose, quindi anche il pascolo, l'allevamento, la produzione dei formaggi, e ho presentato, già depositato un ordine del giorno dove chiedo fortemente alla Giunta regionale un impegno preciso da ovviamente sollecitare il governo nazionale a intervenire quanto prima.